Il gesto dell'acqua alle piscine, la suggestiva processione au flambeau sabato sera davanti alla grotta di Massabielle, ritornata accessibile dopo gli allagamenti di venerdì, il sacramento dell'unzione degli infermi nella chiesa di Santa Bernadette, preceduta domenica mattina dalla celebrazione della Santa Messa internazionale. Sono stati diversi e tutti intensi e toccanti i momenti che hanno scandito fino ad oggi le tappe del pellegrinaggio degli ammalati accompagnati dall'unità Alsi Ligure al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Più di 300 i partecipanti arrivati in Francia in aereo e con diversi autobus e che hanno potuto camminare, chi da solo, chi accompagnato dai numerosi volontari, guardando a Maria e chiedendo la guarigione del corpo e dello spirito. Quest'anno il tema è quello che si venga in processione. Il si venga in processione lo leggo proprio come una richiesta e un invito che viene fatta alla nostra associazione. Noi siamo nati per portare gli ammalati a Lourdes, nati dal 1903, quindi la nostra storia è questa, il nostro carisma è questo e deve continuare ad essere questo. In processione è venire insieme a chi è più fragile, insieme alle persone che da sole non potrebbero venire. Quindi veramente le nostre braccia, le nostre gambe, i nostri occhi devono servire per portare tutti questi malati in processione alla grotta di Lourdes. Questo ce l'ha chiesto Maria. A guidare i pellegrini della Liguria il vescovo di Chiavari, Monsignor De Vasini, che ha concelebrato la Santa Messa nel giorno di domenica, ma ha accompagnato i fedeli in tutti i momenti di preghiera. Tra quelli più toccanti, il gesto dell'acqua, con la quale i pellegrini sono stati invitati a bagnarsi con l'acqua scaturita dalla sorgente miracolosa. Il vescovo a ciascuno ha proprio dedicato questo piccolo tempo, ma dedicato per ciascuno, proprio per fare questo gesto di versare l'acqua sulle mani e per lavarsi il volto simbolicamente. E Don Davide che era vicino al vescovo mi diceva appunto anche lì però di quanta gente ha vissuto con commozione questo gesto, che anche qui è stato estremamente semplice.